si è in qualche modo conclusa quest'oggi la vicenda della vendita delle quote a Scopiavo, almeno quella che è stata la sua premessa. Ad oggi, lunedì, dopo che il gruppo Forza Pieve è uscito dalla maggioranza, qual è la replica del sindaco alle opposizioni rispetto a tutto quello che si è detto in questi giorni, quindi sulla debolezza, la barca che affonda di Mattia Gai, il referendum di Villanova? Qual è la risposta della maggioranza alle opposizioni? Beh, la maggioranza è qui, è solida, a Pieve di Soligo c'è un sindaco e siamo tutti intenzionati a continuare il nostro programma, il nostro mandato fino al 2019, quindi questa è la risposta. Mattia ha sempre delle citazioni molto particolari e ogni tanto gli sfuggono anche di mano, come quella di Mao Zedong, e in particolar modo dovrebbe ricordare che poi è stata usata dalle Brigate Rosse, quindi poteva scegliere citazioni molto più profonde. Per il referendum al consigliere regionale Villanova apprezzo sempre il suo interessamento per le questioni politiche di Pieve di Soligo. Gli ricordo che comunque ha un ruolo regionale, mi piacerebbe che trattasse temi molto più profondi e comunque confido che avendo lui già svolto questo referendum nella sua campagna elettorale porti le firme che ha raccolto e ci permetta quindi di valutare qual era stata questa adesione. Trovo strano che da marzo dell'anno scorso queste firme non siano giunte in comune e che le opposizioni afferenti comunque al suo gruppo politico non ne abbiano fatto ampia diffusione come sono solite fare, insomma. Qual è la sua opinione su Forza Italia e Forza Pieve? Beh, allora, il mio ringraziamento per il lavoro che abbiamo svolto insieme, per il programma che abbiamo costruito insieme, per tutto ciò che comunque i cittadini di Pieve di Soligo hanno visto cambiare in questo anno e 8 mesi e questo sta a significare che la squadra, che il lavoro che stiamo facendo, partendo dai presupposti del degrado in cui abbiamo ereditato il Paese e delle condizioni, sono delle azioni che hanno il loro riscontro positivo. La loro presenza mancherà perché ho sempre intrapreso e visto questo impegno come un impegno di una squadra, delle persone che hanno a cuore il loro paese e non come le ingerenze di un partito e come mi sembra sia chiaro si sia manifestato in questa circostanza. Infatti a uscire non sono 3 consiglieri qualsiasi, 3 consiglieri afferenti a gruppi diversi o a liste civiche o così, ma chiaramente e nettamente di Forza Italia. Quindi il disegno politico che qualcuno aveva in mente e che ha in mente per far cadere questa amministrazione è caduto. Forse hanno mal informato il segretario Chies che si andava al voto l'anno prossimo, lo informerò che a Pieve di Soligo si va a votare nel 2019. Un'ultima domanda, da 12 a 9, come affronterete questi prossimi 2 anni? Come l'abbiamo sempre fatto, ovviamente con la presenza di tutte e 9 le persone e basta, si vota, si ha la maggioranza.